Quarta corsa, confronto per buoni cavalli di 2 anni che si sono già messi in mostra, vincitori da 3 a 7.500 euro in carriera. All'1 Gioia Wind, Giampaolo Minnucci, 2 Gio Giti, François Conigliaro, 3 Gaudì Trio, Maurizio Cheli, 4 Guaranà, Edoardo Baldi, 5 Glowing Top, Andrea Farolfi, 6 Gabri Cup, Riccardo Pezzatini, 7 Galassia GL, Lorenzo Baldi, 8 Geraldine Bar, Roberto Vecchione. Autostart che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Partiti con veloce Guaranà che scatta dal 4, si impone al comando, all'esterno Glowing Top che va a chiedere strada all'imbocco della prima curva. Insiste Glowing Top che passa nei confronti di Guaranà, terza posizione per Gioia Wind, all'esterno Gabri Cup che chiude in corda Gio Giti, poi Geraldine Bar, quindi ancora Galassia GL, problemi in coda per Gaudì Trio. 14:1 il lancio molto svelto da parte di Glowing Top che ha aperto tutto per andare al comando. Guida nei confronti di Guaranà, all'esterno avanza Geraldine Bar di cui vuole la scia Gioia Wind, 29:8 per il primo quarto di gara, svelto. Glowing Top al comando, di fuori Geraldine Bar, di fuori Gabri Cup con in scia Gioia Wind, poi Guaranà, quindi Gio Giti e Geraldine Bar. Davanti alle tribune al comando Glowing Top con all'esterno Gabri Cup, in corda Guaranà, seconda pariglia per Gioia Wind e la terza per Geraldine Bar. 1 minuto e 2 decimi sul piede dell'1, 15:2 il primo giro di corsa. Glowing Top continua a guidare al suo esterno Gabri Cup, in corda Guaranà, in pariglia Gioia Wind e sempre Geraldine Bar. 1:15:9 il primo chilometro. Attacca con decisione Gabri Cup che mette sotto pressione una richiestissima Glowing Top, si prepara Gioia Wind in anticipo sulla mossa di Galassia GL in terza corsia. Galassia GL prova la progressione scavalcando Geraldine Bar, Gioia Wind va all'attacco di Gabri Cup che si è fatta 700 metri di fuori e ora è preda dell'avversaria a metà della curva conclusiva. Gabri Cup in vantaggio, Gioia Wind che attacca, poi Galassia GL, ancora Gio Giti all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Gabri Cup che riparte sotto la pressione di Gioia Wind che ci prova ancora, Gabri Cup in vantaggio, arriva forte Galassia GL, Gabri Cup fino in fondo, vince da cavalla molto interessante al secondo, finisce Galassia GL, al terzo Gioia Wind, 31 anche ad arrivare, 1:15:6 per il ragguaglio cronometrico di questa Gabri Cup. Riccardo Pezzatini in salchi al training e alla proprietà della figlia di Man of Many Mission che in percorso esterno debella le resistenze di Glowing Top, si difende da Gioia Wind, respinge anche la fondo finale di Galassia GL. Bel successo per Gabri Cup, Riccardo Pezzatini sugli scudi, corre bene al secondo Galassia GL, al terzo Gioia Wind.